Mantova che ora prova a contrattaccare con Manuel Spinale, il colpo di tappo per Galassi che ha un po' di spazio, ora prova una conclusione che sbatte sulle pallone, gol! Gol di Del Sante! Gol di Del Sante! Mantova in vantaggio, ha provato la conclusione, Galassi è andata benissimo perché è andata a rimbalzare sul terreno viscido, sulla corta ribattuta Del Sante, ancora una volta è andato a colpire da killer della piccola, gol del Mantova 1-0 che casca esattamente al 19° minuto del primo tempo. Giampaolo. Del Sante quando sente aria di queste zone si esalta, lui che è un ex varese che viene spesso infamato quando gioca a Lecco anche con la Pro Patria. Attenzione, c'è anche qualche promessa di qualche fallo, meglio che non accadano queste cose. Ora che siamo in vantaggio bisogna mantenere la calma. Del Sante si deve ricordare del fioretto, chiamiamolo così tra virgolette, fatto 2 settimane fa dopo l'espulsione di Venezia, però è stato bravissimo qui, una zampata vincente sul tiro di Galassi col terreno viscido. Galassi aveva il dovere di provarci, Del Sante è stato rapace come un falco a mettere alle spalle di Sala. 1-0, bene così, ora bisogna gestire questo risultato senza farsi prendere dalla frenesia. Ora cerca l'appoggio verso Bonfanti, ma ancora Giannone, poi recupera bene palla Bersi costretto a ricacciare avanti questo pallone, la palla è per Del Sante difende bene la palla, poi la serve molto bene nella zona di Spinale. Mantova che prova a ripartire, 2 avversari su di lui, Spinale, l'apertura laterale, Mantova che prova ancora, nasce in avanti con Giordani, superata la metà campo il biancorosso, guarda la disposizione dei compagni, Bertin, Colonetti ha provato ad andare via sull'out destro, alla fine la conclusione che era un tiro cross, la palla calcio d'angolo in favore del Mantova, 1-0 in favore dei biancorossi. Non diciamo nulla, niente, non voglio dire niente, commentiamo quello che stiamo vedendo e fino adesso non è neanche male, né? Non c'è un attimo di sosta, possiamo dire questo. Bravo Giampaolo, calcio d'angolo in favore dei biancorossi. Tutta disposta la retroguardia della Pro Patria, il pallone dentro Del Sante, gol di testa di Del Sante 2-0, che zuccata, ma che testa c'ha sto attaccante, è grossa sta testa, enorme, uno Zeppelin, non è una testa, uno Zeppelin. Gol del Mantova, 2-0 in favore dei biancorossi, 36° minuto del secondo tempo, doppietta di Del Sante, una capoccia grande, gigantesca, una testa grande, di chi è Giampaolo? E anche una straordinaria elevazione, visto che la sua testa davvero si è elevata altissima nel bel mezzo dell'area sul precisissimo corner da destra di Galassi, tutto molto bello. Del Sante ha infilato davvero, ha tolto le ragnatele sotto l'incrocio alla sinistra di Sala, tutto bellissimo davvero. 2-0 per i biancorossi, chissà che la partita puntini. Anche un po' rumoreggia nei confronti della formazione Bustocca. Attenzione, il numero 8 Bruccini prova lo scambio, la palla ancora all'interno dell'area di rigore, poi alla fine recupera bene palla Galassi, qualche protesta timida Galassi, alla fine le mette per Colonetti che prova ancora l'ennesimo sacrificio, bello però il colpo di tacco ripiegare di Nossa. Mantova 2, Pro Patria 1, ancora Bonfanti, prova ora a mettere per Giannone, contrastato da Bersi, Giannone poi mette questo bel cross importante all'interno dell'area di rigore, c'è il gol della Pro Patria. Mai perdere la concentrazione con questa squadra. 2-0 in favore del Mantova, 2-1. Si preannuncia una partita molto interessante, ma come avevamo previsto e detto anche in settimana, mai lasciare spazio a questo Giannone che ha fatto un servizio stupendo di esterno destro a rientrare, dove Cozzolino si è avventato sulla palla e ha messo nel sacco. 2-1, partita quindi riaperta. Galassi, Burato, partita di grande intensità, molto emozionante, ricca di emozioni. 41° minuto del primo tempo, 2-1 per il Mantova. Ancora prova ad andarsene avanti la Pro Patria, c'è questo fallo commesso da Bersi, anzi da Girelli, calcio di punizione che sarà battuto in favore della Pro Patria, una posizione abbastanza insidiosa.
Sta per entrare in campo Vignali, vedremo al posto di chi prenderà Vignali il campo. L'arbitro comunque non fa sostituire il giocatore. Comunque calcio di punizione in favore della Pro Patria. Attenzione a questo calcio di punizione, Mantova 2, Pro Patria 1. Attenzione ora alla battuta, il pallone dentro, Festa arriva tranquillamente a recuperare il pallone. Intanto si becca intanto due giocatori del Mantova, ecco. Il fallo di reazione ora, fallo di reazione però del numero 11 Bersi. Vediamo un po' cosa è successo. Un fallo di reazione a gioco fermo da parte del biancorosso, ma non lo so se adesso ci sarà anche il calcio di rigore, speriamo di no. Mantova in 10 per l'espulsione di Festa con un giocatore, adesso Frutti. Bersi espulso. Calcio di rigore? Sembrerebbe di sì, però adesso vediamo cosa dice il direttore di gara. Non abbiamo capito bene il gioco era comunque fermo, se non rado. Si lamenta Festa. Il regolamento però è una fesseria se Bersi ha causato questo. Adesso vediamo però cosa dice il direttore di gara. In teoria era fallo laterale. Siamo tutti in grande apprensione per vedere il body language dei giocatori della Pro Patria. Ecco, infatti è calcio di rigore. Direi che il body language dei giocatori della Pro Patria è eloquente. Ci sono proteste da parte dei biancorossi, ma direi che dovrebbe trattarsi assolutamente di calcio di rigore. Non lo sappiamo ancora, ora va ancora a discutere il direttore di gara con il guardaline. Guardaline ora si avvicina anche Spinale, vediamo se c'è calcio di rigore. Sta di fatto che comunque in ogni caso c'è intanto la sostituzione, poi però non si sa ancora bene cosa stia succedendo in campo. C'è stato il fallo, intanto il cambio. Viviani che sostituisce Vignali, però non si capisce ancora com'è la soluzione. Sempre maledetto sto campo, vabbè, comunque adesso da regolamento ufficiale non so di preciso, però se in effetti c'è stato un fallo di reazione all'interno dell'area in teoria è calcio di rigore, infatti mi sa che è così. Tutto sta se la palla è in gioco o meno, e questo deve essere stato il motivo del conciliabolo tra il direttore di gara Mainardi e i giocatori, e poi anche con il guardaline. Evidentemente il direttore di gara ha ritenuto che al momento dell'intervento falloso di Bersi, sanzionato con il cartellino rosso, il gioco fosse ancora in movimento. Calcio di rigore in favore cade proprio al 30esimo, giù di lì. Vediamo ora il calcio di rigore, il tiro di Ferrafini, il gol del Pro Patria che pareggia 2-2. Mantova ha pagato a caro prezzo una gigantesca fesseria da parte del numero 11 Virgiliano Bersi, che ha avuto una reazione all'interno dell'area di rigore. La reazione è stata punita con il cartellino rosso e poi dal cartellino rosso è arrivato l'indicazione del calcio di rigore al 30esimo minuto del secondo tempo. Mantova 2, Pro Patria 2, e Mantova in 10. Rimettere un pallone in profondità. Mantova che dovrà ancora stringere i denti. Sarà veramente dura per i biancorossi questo proseguo del campionato, questo proseguo della partita. 2-2, Mantova la vantaggio 2-0. Clamoroso. Poi attenzione, ancora scende Bonfanti, pallone al centro dell'area di rigore, prova l'uscita, Festa va a recuperare questo pallone. Sarà lo stesso Festa l'incaricato della battuta, ricaccia il pallone in profondità, prova di testa ad arrivarci Del Sante, poi alla fine però arriva Galassi che ora prova
a mettere il pallone sempre verso Del Sante, dato avversario Del Sante ha provato così a cercare addirittura di puntare verso la porta. Spinale mette il pallone, al cross però arriva tra le braccia di Sala. Attenzione che il Mantova è scoperto, ora si dovrà ricomporre alla svelta a cercare di fermare il Pro Patria che scende in questa parte della partita. Attenzione, il tiro, la conclusione, gol. Giannone, vabbè, ha fatto un gran gol. 3-2 in favore del Pro Patria. Allora, penso che a Busto Arsizio sia il caso di andarsene via sempre alla svelta. Vabbè, gran gol di Giannone, niente da dire. Il Mantova ha retto per quello che poteva. Siamo al 32esimo minuto del secondo tempo, rimonta effettuata su calcio di rigore con espulsione di Bersi, rigore che a norma di regolamento ci sta, e poi Giannone ha tirato fuori dal cilindro un gol pazzesco. Risultato 3-2 per la Pro Patria. Giordani, pallone poi rimesso sui piedi del Bonfanti. Giannone ora va a puntare l'uomo. Giannone, guardate quanto è bravo sto giocatore, mette palla al centro, tiro, gol. 4-2 addirittura. Non capiamo come mai questo Giannone sia la maledizione dei biancorossi. 4-2 in favore della Pro Patria. C'è altro da fare che prendere atto di questa sconfitta amara quando manca ormai 7 minuti e più recupero alla fine della partita. Pro Patria già battuto, Artaria ora punta l'uomo, Mantova in grossa difficoltà, pallone fuori. Ricordo 4-2 il risultato in favore della Pro Patria. Ora prova a ricominciare con la palla nella zona di Franchi, che è stato anticipato da Pantano. Ancora Pantano, pallone lì, Pantano, attenzione, possiamo mettere questo pallone, sono 5-2, gol di Falomi, Mantova KO. Vabbè, 5-2, 47esimo minuto, 42esimo, ormai perdo anch'io tra numeri di gol presi, fatti e minuti. Giampaolo, è sconfortante anche per noi, però insomma, non vediamo l'ora di andare a casa, dai Giampaolo, vediamo l'ora di andare a casa. 5-2 per il Pro Patria, col Mantova in vantaggio, che era in vantaggio per 2-0. Ma si dice che il treno passa una volta sola e bisogna saperci salire sopra, talvolta anche in corsa. E in realtà qui il treno è passato almeno un paio di volte. Prima, quando i biancorossi si sono trovati in vantaggio di 2 gol e hanno avuto un'opportunità per andare all'intervallo, al classico tè caldo con il doppio vantaggio e gestire in modo diverso la ripresa. Poi però è assolutamente censurabile l'ultima mezz'ora della formazione di Frutti. È chiaro che troppa è la responsabilità di quell'episodio sull'equilibrio di questo incontro, però un uomo in più e attenzione, perché poi si rischia anche di prendere il sesto. Dicevo, un uomo in meno e la parità raggiunta non giustifica comunque un finale di questo tipo, assolutamente non all'altezza di quella che era stata la condotta di gara degli uomini di Frutti per i primi 60 minuti.